Ben ritrovate e ben ritrovati a questa settima puntata, in cui parleremo del repertorio pop. Allora, quando un coro che è abituato a cantare la polifonia sacra o la musica romantica, un repertorio diciamo classico, si trova ad affrontare una canzone pop, secondo me si creano subito due problemi principali. Un problema sull'estetica proprio del corista, della persona che canta, e chiaramente un problema sull'emissione vocale. L'estetica del corista nel repertorio pop. Ho voluto cominciare con l'estetica e non con la tecnica vocale perché sono fermamente convinto che l'estetica, l'involucro del cantante, contribuisca tantissimo all'emissione vocale del cantante. Non è un caso che se noi vogliamo prendere in giro un cantante lirico ci mettiamo così, se vogliamo prendere in giro un cantante rock ci mettiamo così. E non è un caso, questo atteggiarsi fa uscire un certo tipo di sonorità. Quindi, se, ripeto, io sono un corista sempre elegante, messo sempre bene, che canto un certo tipo di repertorio e mi avvicino a un repertorio pop, dovrò togliere l'espressione ieratica che ho mentre canto una messa di Mozart, o l'espressione guerresca o severa che ho quando canto il Va pensiero di Verdi. Dovrò cercare di lavorare quindi sul mio viso, di lavorare sul mio corpo, ammorbidire il mio corpo, cercare di trovare una posizione un po' più pop. E questo sicuramente ci aiuterà ad entrare nel fraseggio e nell'emissione di questo tipo di repertorio. La parola pop porta sempre grandi discussioni, perché il pop è un mondo immenso. Se noi nel pop inseriamo tutta la musica leggera, rock, blues, gospel, soul, qualunque cosa, ovviamente scontentiamo tutti. Diciamo che io in questo caso per pop intendo un canto microfonico, che si fa con il microfono. Perché questa è una cosa molto importante. Nel momento in cui io uso il microfono, non posso e non devo continuare a cantare come se non ce l'avessi. Primo, perché il risultato sarebbe brutto, di cattivo gusto. Poi perché sarebbe una fatica inutile. E poi perché cantando con un'impostazione classica, il pop, non potrei utilizzare tutte le cose che il pop usa. Cioè un continuo miscuglio di registri, di falsetto, di voce di testa, di voce di petto, che si fondono con grande facilità se noi non spingiamo. D'accordo? Quindi ricordiamoci sempre questo. Microfono uguale non caricare, ma sempre appoggiare, pensare al mixaggio delle voci. Sempre. L'emissione vocale nel pop. Prendiamo un classico. Somebody to Love dei Queen. Allora, abbiamo il microfono. Non spingiamo, ma pensiamo al nostro corpo, pensiamo alla nostra colonna vertebrale, ma senza dare troppo, pensando risuonatori, registri. È estetica del corpo più rilassato. Each morning I get up, but darling, somebody stand on my feet, take a look in the mirror and cry, love what you do to me. Capito l'importanza dell'estetica? Io non ho spinto, non ho cantato al 100% con la mia voce, ma ho cantato. Ho usato i vari risuonitori di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Posso usare anche il falsetto, che mi aiuta in un repertorio del genere a usare tanto il registro di testa. Somebody love. E il petto. D'accordo?
D'accordo? Quindi, nell'affrontare il repertorio pop, ricordiamoci estetica fisica, estetica vocale microfonica, che ci permette di avere molta più estensione, molta più facilità. Se io ragiono su mescolando tutti i registri. Spero di essere stato chiaro, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, buono studio!